amici, ben ritrovati, di nuovo un buongiorno a tutti, una buonasera anzi. Questa è la ennesima nuova puntata del Punto della Situazione, la piccola rubrica di Eventi del Territorio trasmessa da Veneto Globe. Quest'oggi, dall'altra parte dello schermo, siamo ancora in quarantena, quindi dobbiamo incontrarci in questo modo. Abbiamo il dottor Bertone Andrea, che è il collaboratore giornalistico di QDP News, il videogiornale della Sinistra Piave che ci accompagna ogni giorno con le notizie principali della zona. Con Andrea noi volevamo parlare, sapere come era cambiato il modo di fare comunicazione cronaca ai tempi del coronavirus. Andrea, intanto ben arrivato e grazie di aver accettato il nostro invito. Grazie a te Luigi, mi permetto di darti del tu perché ci conosciamo da tempo e quindi grazie per questa possibilità. Grazie a te. Andrea, raccontaci come è cambiata la comunicazione ai tempi del coronavirus. Allora, intanto saluto anche tutte le persone che ci guarderanno. Sicuramente sono stati dei mesi impegnativi, perché raccontare i sacrifici che stanno facendo tutte le persone, anche qui nell'Alta Marca Trevigiana, non è stato semplice. La comunicazione è cambiata. Il nostro lavoro, tu lo sai meglio di me, è fatto soprattutto di relazioni umane, di scambi interpersonali e questo secondo me non è sempre possibile attraverso la tecnologia. Sicuramente è stata riabilitata la tecnologia in questi mesi, perché grazie a smartphone, computer e tutti gli altri apparecchi tecnologici siamo rimasti in qualche modo in contatto tutti quanti. Vi faccio un esempio. Ieri ho scritto un articolo sulla parrocchia di Susegana che è riuscita ad attivare tutta una serie di servizi informatici e telematici per rimanere in contatto con i fedeli. E mi dicevano sì, questo è stato possibile perché prima si era sviluppato però un rapporto umano molto importante fra sacerdoti e fedeli. E quindi prima ci vuole appunto il fatto di corroborare questi rapporti umani che sono fondamentali. Tutto ciò è stato sicuramente sbiadito in questo periodo ed è stato molto difficile. Ed è stato molto difficile il lavoro di tutti i giornalisti. Io ricordo che ci sono tanti giornalisti che hanno rischiato proprio, non dico la vita, ma sicuramente la salute, hanno rischiato di ammalarsi di coronavirus andando a fare tutta una serie di servizi. Io mi ricordo che nel comune di Conegliano purtroppo si è ammalato di coronavirus, che adesso grazie a Dio sta bene, il sindaco Fabio Chies, e tutti i giornalisti che avevano partecipato alle conferenze stampa del primo cittadino di Conegliano ovviamente hanno dovuto vedere insomma di o fare il tampone o di rimanere in isolamento per alcune settimane. Quindi sì, è cambiato molto il mondo della comunicazione, come qdpnews.it, che oltre ad essere il giornale storico ormai da 5 anni dell'Alta Marca Trevigiana della Sinistra Piave, da un po' di mesi si è esteso anche al Montebellunese, come tu sai, alla zona di Cornuda, di Crocetta, di Asolo. Noi abbiamo cercato comunque di fare dei servizi, alcuni come stai facendo tu adesso, con dei collegamenti da remoto, che personalmente non ho mai trovato straordinari perché, ti ripeto, per me sono fondamentali le relazioni. Siamo riusciti però anche a fare alcune interviste direttamente sul posto. Vorrei ricordartene due. Una di quelle che rimarrà sicuramente sempre nel mio cuore è quella che abbiamo fatto all'ospedale di Valdobbiadene. È stato bellissimo, è stato un onore per me essere in compagnia della Protezione Civile di Valdobbiadene, della Protezione Civile ANA, quindi degli alpini di Valdobbiadene, dell'AVAB, quindi l'antincendio boschivo, nelle operazioni di ripristino del Guicciardini, l'ex ospedale di Valdobbiadene che per tanto tempo, tu sai bene, è rimasto chiuso, quasi 20 anni, dagli anni 90, e che in pochissimi giorni è stato ripristinato dai nostri volontari. Sì, Perché è stato abbiamo visto effettivamente dalle cronache, ma non solo, il sacrificio e l'impegno che ci hanno messo perché riportare una struttura come quella operativa in una settimana è stato veramente il successo del volontariato italiano. Assolutamente. E quindi vedere questo, che la comunità di Valdobbiadene, i valdobbiadenesi, e grazie anche ai nostri volontari, come hai ricordato anche tu, sia tornato questo supporto per la Regione Veneto, perché all'epoca, all'inizio, stiamo parlando più di un mese e mezzo fa, c'era il rischio che gli ospedali del Veneto non bastassero
non solo per tutti i malati di coronavirus, ma anche per altri malati. Quindi inizialmente si pensava di spostare o la geriatria o la medicina, non si era ancora molto sicuri. Comunque la comunità di Valdobbiadene è stata pronta, i volontari sono stati pronti, grazie a Dio non abbiamo dovuto utilizzarlo, ma l'ospedale è lì sistemato in caso di emergenza coronavirus. Un'altra cosa che vorrei ricordarti è una cosa magari che è successa più di recente, che è l'opera di igienizzazione dei siti più sensibili del comune di Conegliano, grazie all'esercito italiano. Anche lì QDP News è stato presente, è stato protagonista, abbiamo intervistato diversi militari, anche lì c'era la protezione civile, i cavalieri dell'Etere, vorrei ricordare il presidente Padoan, ma anche gli alpini. Gli alpini che sono stati protagonisti, ma non solo nell'Alta Marca Trevigiana, in tutta Italia di questa emergenza. E abbiamo raccontato anche la consegna delle mascherine. Quanti volontari della protezione civile, volontari semplici, alpini, hanno girato per tutte le nostre case per consegnarci questi presidi. Poi ci sono state anche tante polemiche riguardo le mascherine, lo sappiamo, le abbiamo raccontate anche noi. Però io voglio raccontare gli aspetti più positivi. Sicuramente il fatto che queste persone abbiano dedicato del tempo e delle energie per le nostre comunità. E da, spero, futuro giornalista, ormai sono 2 anni che sto facendo questo lavoro, tu sai che poi si può fare l'esame per diventare giornalisti pubblicisti, dopo aver frequentato un corso e superato ovviamente l'esame finale. Ecco, io spero di continuare a raccontare queste belle storie perché queste comunità mi hanno sorpreso. Tutte le comunità che seguo io, ma anche le comunità che seguono i miei colleghi. L'Alta Marca Trevigiana è stata tanto solidale. Abbiamo raccontato di tantissime donazioni a Valdobbiadene, a Pieve di Soligo, Conegliano, Montebelluna, e quindi direi che l'Alta Marca Trevigiana si è fatta trovare pronta. Bene, grazie Andrea. Un'altra domanda, pochi giorni fa l'abbiamo fatta al tuo collega Federico Campodall'Orto della Tenda TV. L'italiano è una persona riconosciuta a livello mondiale, molto affettuosa, molto gesticolante. Ci sono viste queste difficoltà nelle vostre interviste face to face? Cioè c'era, nonostante la distanza, la voglia di avvicinarsi, di salutare, di abbracciarsi? Questo sì, abbiamo detto prima, le relazioni sono fondamentali. Abbiamo cercato in qualche modo di rimanere in contatto attraverso questi strumenti informatici e un'altra bella intervista che mi ha fatto anche molto sorridere è stata quella che non ho fatto io, ma mi hanno fatto loro i ragazzi dell'Isis Giuseppe Verdi di Valdobbiadene. È stata un'esperienza davvero particolare per me, quella è stata un'intervista Skype, loro erano 4 ragazzi che gestiscono il giornalino dell'Isis Giuseppe Verdi di Valdobbiadene, noi abbiamo il liceo, abbiamo l'istituto turistico, l'agrario, insomma tanti belli indirizzi qui a Valdobbiadene e ovviamente non sapevamo gestire benissimo l'intervista fin da subito perché i collegamenti erano diversi, le connessioni non erano sempre buone e quindi diciamo un po' di sketch divertenti sono nati, però la voglia di rivedersi, di abbracciarsi è tanta. Ieri come QDP News abbiamo raccontato uno dei primi matrimoni, non sono stato io in questo caso ma il mio collega Fulvio Fioretti, che si è svolto, se non mi sbaglio, a Colle Umberto in tempo di coronavirus, con questa bellissima immagine dei 2 sposi che si baciavano con le mascherine. Sì. Ecco, Tutti questa immagine e sicuramente sarà una di quelle immagini che resterà nella storia e negli annali. Andrea, ti faccio una domanda più generale ma dovuta. Sappiamo che tu collabori anche con Indimione di Valdobbiadene, il mensile, il quotidiano, il mensile di Valdobbiadene, e sappiamo che tu sei anche studioso e hai appena pubblicato un libro. Non entriamo in particolari perché questo lo vedremo in altra sede con un'altra rubrica, però volevamo una tua esperienza, un tuo pensiero. allora, sicuramente io ringrazio anche 2 cartacei storici della nostra zona, che sono il mensile Voce del Piave, che esce ogni mese e che viene letto anche nella Bassa Bellunese, e il bimestrale Endimione,
Nuovo e Endymione. Sono due giornali ai quali i valdobbiadenesi sono molto affezionati e anche loro mi hanno dato dello spazio per raccontare la vita delle nostre comunità. Io penso che per un giornalista, forse non ci riflettiamo spesso, sia una grande responsabilità quella di dare una corretta informazione anche in questo periodo. Sono girate tantissime fake news sul coronavirus e anche dati sbagliati, dati che hanno rischiato di allarmare, di rendere ancora più critica la situazione. E quindi ogni giorno, quando io inizio a scrivere, dovrei pensarci un po' di più, insomma, sul fatto che quello che noi scriviamo viene letto, viene interpretato da tantissime persone. Noi abbiamo la fortuna di avere anche in QDP News migliaia e migliaia di lettori e quindi ogni giorno dobbiamo impegnarci per dare una corretta informazione. Come studioso, io non mi definisco esperto, ma uno studioso, un appassionato di dialogo interreligioso, io cerco anche di far conoscere alla comunità dell'Alta Marca Trevigiana il mondo di tutte le culture che sono presenti qui da noi. Ci sono comuni come Pieve di Soligo dove le comunità straniere sono davvero tante. E io credo sempre in questo slogan, più cultura, meno paura. Se noi impariamo a conoscerci meglio, anche queste comunità ci spaventeranno meno, hanno tanta voglia di integrazione e voglio ricordare attraverso questa intervista che tu così gentilmente hai voluto farmi, tutte le donazioni che sono arrivate anche dalle comunità straniere. Voglio ricordare la comunità macedone di Valdobbiadene, voglio ricordare la comunità musulmana di Susegana, una bellissima comunità che ha dato, mi sembra, un contributo di quasi 4.000 euro alla protezione civile di Conegliano, ma non solo, le comunità dell'Africa, le comunità cinesi, mi ricordo, nella realtà di San Fior, quindi hanno tanta voglia di integrarsi. Ho visto anche quella, quella musulmana a Pederoba. La comunità di Pederoba, insomma, sono tantissime. Esatto, Andrea, noi ti ringraziamo e sottolineiamo il fatto, come hai detto tu, al contrario di quello che può essere lo stereotipo del nord, quindi nei nostri paesi c'è comunque una grande già coesione sociale tra varie comunità di varie nazionalità. A te chiediamo ora, ai tuoi telespettatori, ai nostri telespettatori, un messaggio, se può essere un messaggio di augurio, di speranza per questo continuare di emergenza. Allora, io voglio anche ricordare come ti ho conosciuto. Io ti ho conosciuto nelle sagre dei nostri territori, in provincia di Treviso. Io non vedo l'ora, assieme anche a te, a tutti i canali che tu segui, le televisioni, di tornare a raccontare questi bei momenti di festa del nostro territorio e della nostra gente. È questo che ci rende speciali, è questo che ci ha permesso di diventare patrimonio dell'umanità, ma non solo per le bellezze naturalistiche, storiche, artistiche che noi abbiamo, ma anche per il nostro sapersi approcciare al prossimo, questa grande voglia di accogliere, di tornare ad accogliere tutti i turisti che verranno qui, permettere alle persone di divertirsi. È una ferita grande, per esempio, noi che siamo di Valdobbiadene, quella di non aver potuto celebrare la festa di San Gregorio, che per tutti i valdobbiadenesi, da quando sono bambino, è la festa più bella perché arrivavano le giostre, allora l'aspettavi perché c'era il mercato e quindi io sono sicuro che avremo tanto entusiasmo per riaccogliere tutte queste bellissime iniziative e io auguro a tutti veramente di fare tesoro di questo periodo così difficile che abbiamo vissuto. Cerchiamo di stare vicini soprattutto agli esercenti. Tu domani sai che tanti protesteranno per il 1° maggio nelle nostre piazze, anche la piazza di Valdobbiadene, poi più avanti Vittorio Veneto e Conegliano, perché sono davvero in difficoltà. E allora in futuro, anche quando faremo degli acquisti, cerchiamo di pensare a loro. Senza di loro le nostre comunità si sono spente, con queste saracinesche abbassate. Ecco, forse sono le immagini più brutte, oltre a quelle ovviamente dei morti, perché dobbiamo ricordarci sempre l'aspetto sanitario, però adesso che si inizia a intravedere una luce in fondo al tunnel, ecco, cerchiamo di stare vicini a queste persone. Non dimentichiamocelo. Io non sono uno di quelli che è contro i centri commerciali, però sicuramente si può sostenere una e l'altra realtà e quindi torniamo vicino ai nostri esercenti, torniamo vicino ai nostri commercianti, cerchiamo di essere più solidali, non dimenticandoci mai questo periodo di prova che ci ha segnato. E questo sicuramente è un messaggio che a Voce Univoca ci uniamo anche noi per sostenere. Andrea Bertona, collaboratore giornalistico di QDP News, noi ti ringraziamo di aver partecipato e averci donato parte del tuo tempo per questa piccola chiacchierata e diamo un appuntamento ai prossimi eventi che sicuramente ci vedranno
non dico più uniti, ma sicuramente più collaborativi anche come giornalisti, anche come televisioni. E questo è un augurio che E mi salutiamo faccio. anche tutte le Proloco, Luigi, che tu conosci bene, tutti i presidenti delle Proloco, le associazioni, che ci mancano tanto. Ci mancano veramente tantissimo. Andrea, noi ti ringraziamo nuovamente, diamo appuntamento ai telespettatori alla prossima puntata e in bocca al lupo veramente a tutti. Grazie mille. Grazie.